Buonasera a tutti voi da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Borgo Stazione a Udine nuovamente passata al setaccio dalle forze dell'ordine, una settantina gli agenti schierati negli ultimi 3 giorni, numerose le denunce effettuate. Vediamo il bilancio. Nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato, su disposizione del Questore di Udine, personale della Polizia di Stato, della Questura di Udinese e dei reparti Prevenzione Crimine Lombardia ed Emilia Romagna e del reparto mobile di Padova, dell'Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Udine, con unità cinofile, ci sono stati dei controlli straordinari in Borgo Stazione, finalizzati all'implementazione dell'attività di prevenzione generale con particolare riferimento al contesto della criminalità diffusa. L'imponente dispositivo di forze di polizia messo in campo ha comportato l'impiego di oltre 70 uomini che ha permesso l'identificazione di 403 persone e il controllo di 115 veicoli di 22 esercizi commerciali. Un cittadino iracheno è stato denunciato per possesso di un coltello occultato all'interno di uno zaino. Altri 2 cittadini stranieri sono stati denunciati per possesso di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Un cittadino marocchino è stato invece denunciato per la violazione dell'ordine di abbandonare il territorio italiano a seguito di provvedimento di espulsione, mentre un cittadino pakistano è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. 4 cittadini stranieri di origine marocchina, pakistana e tunisina sono stati invece sanzionati amministrativamente come assuntori di sostanze stupefacenti. E ancora un cittadino straniero è stato sanzionato per ubriachezza molesta. Sono state inoltre elevate 3 contestazioni al codice della strada. E rimanendo a Udine, nella notte di ieri c'è stata una rissa che ha coinvolto una trentina di persone di varia nazionalità nella zona del laghetto Alcione di Via dei Prati a Udine. Ancora non si conosce la dinamica esatta della rissa né da cosa sia stata scatenata. Durante la lite diverse persone sono rimaste ferite in maniera lieve, sul posto gli agenti della questura insieme ai carabinieri della stazione di Udine. È morto sabato sera all'ospedale di Latisana Giancarlo Pedronetto per 13 anni, sindaco di Muzzana, già vicepresidente del Consiglio regionale e fondatore della Lega Autonoma Friuli, nato a Milano nel 1943, era diventato primo cittadino di Muzzana, cittadina dove si era trasferito a soli 27 anni. Una bambina è nata ieri mattina in una casa di Aviano, visto il parto imminente, i giovani genitori non sono riusciti a raggiungere l'ospedale autonomamente, hanno allertato il NUE 112 per avere supporto. Gli infermieri della Sores, dove è stata immediatamente transitata la chiamata, hanno guidato al telefono la donna di 26 anni e il papà nelle manovre del parto, mentre un'ambulanza stava raggiungendo velocemente la casa, luogo del lieto evento. I genitori cittadini stranieri sono stati guidati al telefono dagli infermieri della Sores grazie a un traduttore che li ha assistiti in ogni momento. Il servizio di traduzione risulta fondamentale non solo in questa occasione ma in qualsiasi momento di difficoltà per chi chiama il 112. Poi mamma e bambina dall'ambulanza sono state trasportate all'ospedale di Pordenone, entrambe stanno bene. Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente che è accaduto lungo la costiera in Viale Miramare a Trieste. Per cause che sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è caduto sull'asfalto, riportando appunto gravi lesioni. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi, è stata inviata un'ambulanza dalla Sores che l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara. L'importante collaborazione tra Progetto Autismo Friuli Venezia Giulia e Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus rappresenta il modello di un'alleanza virtuosa tra istituzioni e realtà del terzo settore sempre più necessaria. Lo ha sottolineato il vice governatore Riccardi, che oggi ha partecipato questa mattina a Feletto a una messa celebrata per i 120 anni dalla nascita del beato Don Carlo Gnocchi, e ha poi parlato della legge sulla disabilità che è stata approvata a larghissima maggioranza pochi giorni fa dal Consiglio regionale. Risale al 19 ottobre 2018 il gemellaggio tra la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus di Milano e il Progetto Autismo FVG. Gemellaggio che è stato ulteriormente rafforzato oggi con una messa celebrata proprio a Tavagnacco nei 120 anni dalla nascita del beato Don Carlo Gnocchi.
Presente anche il vicegovernatore Riccardo Riccardi, che ha sottolineato l'importante collaborazione stretta tra Progetto Autismo, Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus e Regione, che rappresenta, dice Riccardi, un modello di un'alleanza virtuosa tra istituzioni e realtà del terzo settore, sempre più necessaria, in particolare in questo momento storico di profonda mutazione tra le nuove esigenze di salute e riorganizzazione dei modelli assistenziali sul territorio. Quello di oggi, prosegue Riccardi, è stato un importante momento di fede e di condivisione di valori, un'occasione di ritrovo per proseguire la straordinaria missione di Progetto Autismo FVG avviata nel 2006 a favore di uomini e donne speciali e delle loro famiglie. Da pochi giorni il Consiglio regionale ha votato a larghissima maggioranza la nuova legge regionale sulla disabilità, che ha richiesto un lungo e complesso lavoro svolto in piena condivisione con tutti i soggetti portatori di interesse. Adesso, conclude Riccardi, l'iter va avanti per attuarla perché le persone con disabilità e le loro famiglie vengano garantiti in maniera equa e uniforme non solo assistenza, ma accesso al lavoro, a cultura e a tutti i campi del vivere quotidiano. È stata commemorata oggi la battaglia di Flambro, combattuta nel 1917 in quella che oggi è frazione del comune di Talmassons. C'era anche il presidente del Consiglio regionale, Zanin. Una data importante per la comunità di Flambro, che si unisce proprio in quel 30 ottobre 1917, dove un manipolo di granatieri cercò di darci ancora un po' di luce in quelle giornate già buie che prevedevano ormai l'invasione delle nostre terre. Perché c'è un legame forte, noi ci sentiamo in debito con questi oltre 250 granatieri che proprio qui, dove siamo ora, nella chiesetta di San Giovanni, dei granatieri hanno cercato di contrastare il nemico e poi hanno trovato la morte e molti di loro sono stati curati proprio a questo interno. Oggi quei sacrifici devono ricordarci che con la guerra non si risolvono i problemi della convivenza civile, bisogna ricordare che la cosa più importante da perseguire è la pace, bisogna che anche nel conflitto russo-ucraino ci sia un cessate il fuoco e ci sia la possibilità di un confronto che porti le popolazioni a riprendere quella convivenza civile di cui i nostri giovani, le nostre comunità hanno bisogno per guardare con speranza al futuro. Ma secondo lei i giovani di oggi lo sanno cosa vuol dire guerra? La seguono per televisione e molti lo sanno come un videogioco della PlayStation. Non danno assolutamente la sensazione che sul terreno c'è l'essere umano, c'è lo strazio degli esseri umani, lo strazio delle famiglie, dei profughi, di tutte quelle cose lì che noi abbiamo vissuto e che loro non hanno vissuto, che è una cosa veramente straziante a volte. Quindi i nostri giovani dovrebbero non imparare vivendola, ma andando a cercare le fonti più giuste, quelle che hanno vissuto. Paolo Rumiz è stato ospite di Leggermente a San Daniele nell'evento condotto dal direttore artistico Paolo Patui. Ha provato a sfruttare il mondo dell'est europeo, offrendo al pubblico spunti e riflessioni di grande attualità. Paolo Rumiz, giornalista, scrittore e viaggiatore triestino, inviato speciale del Piccolo di Trieste ed editorialista di La Repubblica, con reportage e libri su Europa, ex Jugoslavia ed Afghanistan. Come indagatore di terre di confine e luoghi dimenticati, è stato ospite di Leggermente, 19ª rassegna d'appuntamenti mensili con il libro in svolgimento all'Auditorium alla Fratta di San Daniele, a cura dell'omonima associazione presieduta da Paolo Patui. A tenere banco Europa dove vai, titolo quanto mai attuale dell'incontro, è stato ciò che sta accadendo ad est, nei Balcani, fino al mondo russo e a tutto quel territorio che sembrava oramai potersi definire ex cortina di ferro e che invece forse non lo è del tutto, a partire dall'ultima fatica letteraria di Rumiz, quel canto per l'Europa scritto in versi come un'antica opera classica, per poi approdare alla riedizione curata da B, La linea dei mirtilli, ovvero alla trascrizione cruda e senza ipocrisia che l'autore triestino fece anni fa attraverso una serie di articoli giornalistici di ciò che stava accadendo nei territori della ex Jugoslavia, ma non solo. Alla luce di tutto ciò, che quadro si è fatto Paolo Rumiz sul futuro dell'Europa? Ma io ho mille motivi per essere arrabbiatissimo con questa Europa così silenziosa in un momento così difficile, storico, politico. Però se mi rifaccio a quelle che sono le nostre origini, le nostre radici, rifletto sulla nostra identità profondamente mediterranea, legata all'idea di filosofia, di democrazia, alla percezione della complessità del mondo, io sento il dovere di mobilitarmi per l'Europa.
La Serie A di calcio con l'Udinese che non ritrova la vittoria, esce con uno 0-0 e poche emozioni dallo Zini nello scontro contro il fanalino di coda cremonese. Sentiamo Sottil, comunque soddisfatto della prova dei suoi. Abbiamo avuto un predominio importante. Primo tempo penso abbiamo avuto 5-6 palle gol e delle situazioni dovevamo essere più precisi, quindi abbiamo avuto un predominio totale il primo tempo. La Cremonese si è vista poco e lì dovevamo essere sicuramente un po' più freddi, un po' più lucidi nel finalizzare quello che abbiamo creato, però sono assolutamente contento della partita che hanno fatto i ragazzi, che poi non è scontato venire qui in questa categoria, sulle partite sono tutte difficili, quindi non è che era scontato venire qua e passeggiare a Cremona. Io credo che abbiamo subito veramente poco, abbiamo creato tanto e poi l'ultimo contropiede, quella è una scelta tecnica, quindi capita. Io sono convinto che per le qualità che abbiamo prima o poi arriveranno di nuovo le stoccate vincenti, ma ripeto, subito poco, difeso bene, con ordine, creato, condizione fisica ottima, quindi andiamo avanti su questa strada. Prima vittima illustre in A2 per una sontuosa UEB Gesteco Cividale che ieri sera al Palagesteco ha battuto la Fortitudo Bologna per 76-71. Sentiamo le emozioni a fine partita. Abbiamo messo Cividale al centro del villaggio, abbiamo battuto la Fortitudo con pieno merito, abbiamo fatto una partita pazzesca, bravi ragazzi, l'allenatore è fenomenale, li abbiamo dominati. Poi alla fine abbiamo avuto un po' il braccino, ma erano stanchi, abbiamo fatto una parte difensiva fenomenale, bravi, cioè è la più grande partita di basket che ho visto in vita mia, è una cornice meravigliosa. Abbiamo messo Cividale al centro del villaggio, io lo sapevo che siamo forti, ma dovevo rimanere umili, andare avanti così è un'emozione enorme, e sono commosso perché è una vita dedicata al basket. Per poi vivere emozioni così a me batte forte il cuore. Il pubblico è anche abbastanza già abituato a questi finali, ovviamente dobbiamo cercare di crescere, di chiudere le partite prima, però anche in queste situazioni dobbiamo essere bravi comunque a portare i 2 puntini a casa, a vincere e grazie a Dio anche oggi siamo riusciti a difendere la nostra casa. Ma te l'aspettavi che un giorno avresti affrontato e battuto la Fortitudo con questa maglia? Queste sono cose, diciamo, che dal momento in cui abbiamo vinto l'anno scorso, sapevo che avrebbero giocato lo stesso campionato, sono le partite che aspetti dal primo giorno, ci alleniamo per queste partite qua. È un orgoglio per noi aver vinto questa partita, c'è ancora ovviamente tantissimo da lavorare, non abbiamo fatto niente. Cividale batte Fortitudo Bologna, non una cosa da tutti i giorni. Abbiamo battuto un marchio storico, abbiamo giocato benissimo, un tipo caloroso. Cividale è diventata una squadra da temere, questa è una cosa non da poco, siamo orgogliosi che il basket di Cividale abbia raggiunto questo livello. Poi il campionato dirà dove arriveremo, però delle soddisfazioni enormi per la città e per tutto lo sport di Cividale. E la città risponde sempre presente. La città risponde sempre presente, questa è una cosa bellissima. Devo dire che non sarebbe neanche stato immaginabile fino a qualche tempo fa, eppure è così. E all'intervallo lungo la PU Always West Udine sta vincendo per 35-30 a Rimini, sempre restando alla 2 di basket. Ci fermiamo qui, vi lascio a Sport FVG per i risultati del calcio dilettanti in regione. Grazie per averci seguito e buona serata, arrivederci.